Ma si tratta praticamente di una pensilina di copertura al binario 1 che è collegata alla stazione, che presenta dal mio punto di vista dei seri problemi in quanto i pilastri che sono in ferro presentano delle gravi corrosioni, diciamo. I pilastri in ferro che sorreggono la pensilina della stazione ferroviaria di Castelfranco sono seriamente corrosi dalla ruggine. La segnalazione arriva da Gilberto Bonetto, consigliere comunale a Cittadella. Nel corso di un viaggio in treno per Venezia, aspettando la coincidenza proprio nella stazione della città murata, il consigliere nota lo stato in cui versano le placche metalliche alla base e sulla sommità dei pilastri e lo documenta con delle foto. Mi è venuto spontaneo di fare delle foto e di segnalare, insomma, questa cosa. Poi di sicuro non sono certo io che posso dire se sia così grave o meno. Certo, per un cittadino che vede non è sicuramente una cosa che rasserena l'animo, ecco. Che ci sia o meno un rischio reale sulla tenuta della pensilina, quindi probabilmente no, sarà compito degli esperti accertarlo. Certo è che il degrado superficiale è ben visibile e di sicuro una mano di vernice non risulterebbe fuori luogo. Informato della questione, il sindaco di Castelfranco, Stefano Marcon, non perde tempo e prende in mano carta e penna. Domani posso inoltrare una lettera a RFI, che è competente sulla manutenzione delle pensiline, chiedendo che facciano manutenzione e che ne verifichino la staticità. E noi ci teniamo in particolar modo, visto che Castelfranco Veneto è città del Giorgione, la stazione è un po' la porta della città e sul turismo stiamo puntando molto, quindi farò questa segnalazione a chi di competenza.